una partita tra virgolette strana, nella quale abbiamo tenuto sempre le redini del gioco, un Siena tra virgolette messo bene, messo lì, che ci ripartiva ogni volta era possibile, che ha cercato di lavorare spesso profondo, oppure ripartirci quando recuperava palla a metà campo. Nel primo tempo un po' di più, nel secondo molto meno. Noi li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, cercando di andare sia sugli esterni che tra le linee, lavorando anche profondo spesso. Nel secondo tempo non abbiamo mai corso nessun pericolo, tranne quello fatale che ci è costato la partita, e come dicevo prima ai colleghi, per noi deve servirci da lezione, perché queste sono partite che devi portare punti a casa, e quando capisci negli ultimi minuti che non puoi vincerla devi stare molto attento, perché abbiamo preso una ripartenza con una difesa abbastanza sguarnita. Una squadra che ha sofferto anche un po' nel primo tempo, una distribuzione iniqua dei cartellini da parte di direttore di gara. Allora, l'arbitro secondo me, un po' come tutti gli altri, ha fatto correre molto il gioco. È naturale, avete anche visto voi che non possiamo avere una difesa quasi tutta, tre quarti di difesa ammonita dopo 45 minuti, e gli avversari facendo gli stessi falli uguali, zero. Quindi l'unica cosa di cui mi lamento è questa. Poi la partita l'ha condotta bene, ha fatto giocare tanto, i falli mezzi e mezzi non li ha fischiati sia per noi che per loro, quindi da questo punto di vista bene. La distribuzione dei cartellini non mi è piaciuta, e gliel'ho detto alla fine. Lui mi ha detto che comunque secondo lui quelli del Siena non erano falli d'ammonizione, e io ho detto che secondo me il capitano del Siena ha fatto due falli da dietro a Mota, a spalle alla porta, a 50 metri, che veramente terribili. Quindi, però ripeto, sono punti di vista, ma sicuramente non abbiamo perso per colpa dell'arbitro.